Allora, ci sono varie questioni da affrontare, il tempo vola. Volevo parlare di questa desertificazione dei piccoli centri e anche dei grandi centri. Continua, vero? Se ne è parlato meno perché sono altre sembrano essere altre le priorità. Un attimo solo che leggiamo anche i messaggi che arrivano. Ogni popolo ha lo Stato che si merita, altrove il cittadino non sarebbe rimasto a guardare, non dico altro. Ognuno di noi è italiano, non solo chi ci governa. In passato gente è morta per conquistare i diritti, ora andiamo al bar. Dietro questo messaggio in realtà ci sono purtroppo delle stragrandi verità, perché noi parliamo, però alla fine ben poco ci sia voglia di mobilitare per riuscire a ottenere dei diritti. Buongiorno, io domando se è possibile che un albergo nella bassa padovana paghi 45.000 euro di IMU e percepisca, se va bene, 60.000 euro di affitto. Grazie, distinti saluti, chiedo un vostro parere. A questo punto parliamo di affitto, cosa ne dice? È mai possibile questa cosa qua? 45, è quello che io le dicevo prima, l'albergo si commentava fuori onda, l'albergo paga moltissimo di IMU. 60.000 euro di entrate, 45.000 euro. Sì, questo albergo, se capisco bene, appunto paga 45.000 di IMU e riceve 60.000 euro di affitto, avendo affittato appunto l'albergo. Poi teniamo conto dell'IRPEF, perché attenzione, non c'è solo l'IMU, ma c'è anche l'IRPEF. Allora a questo punto il proprietario dice vendo tutto, se volete comprarlo, se no lo lascio deperire. Sugli alberghi comunque l'IMU, come dicevamo prima, effettivamente è altissimo, perché tiene conto dei metri dei metri cubi dell'albergo, e quindi chiaramente la cifra è molto importante. Voglio fare un appello ai proprietari degli alloggi sfitti per quanto riguarda gli affitti dei negozi, che sono tanto cari, chiedono sempre di più. Certo. Però la risposta forse è proprio nel messaggio: ci sono tasse troppo alte? Beh, allora, quando parliamo dell'albergo sicuramente l'IMU ha cifre improponibili, e quindi non potrei neanche chiedere al proprietario di abbassare il canone di locazione. Diverso invece è il caso in cui ci siano negozi sfitti, e ne vediamo purtroppo oggi nelle nostre città, anche nel Milanese, e vorrei invece in questo caso chiedere ai proprietari di abbassare un po' il canone, che nel passato era sicuramente congruo, oggi meno, perché oggi le attività in generale hanno una minor redditività, e quindi non sono più... Però le tasse continuano ad avere un'alta redditività, cioè le tasse chiedono, certo, e sono aumentate. Parliamo sempre però dell'IMU, perché allora, come dicevamo all'inizio, no, le uniche tasse che non sono proporzionali al reddito ma devono essere pagate comunque sono l'IMU. Sì, ma l'IMU in questo caso, la persona che dà in affitto un negozio, faccio l'esempio, pagherà l'IMU, è sacrosanta, più l'IRPEF. L'IRPEF la paga più le spese dovute al reddito comunque derivanti dalla locazione. Cosa gli resta? No, ma allora, se abbassiamo quel reddito, li rimane comunque sicuramente. Fra l'altro noi come Confcommercio vogliamo chiedere, abbiamo già chiesto che venga allargata anche ai proprietari di immobili ad uso commerciale la possibilità di applicare la cedolare secca. Oggi la cedolare secca è sicuramente una risposta a tutti i proprietari di immobili ad uso abitativo, non lo è per quelli ad uso commerciale, quindi sarebbe sicuramente conveniente se anche in questo caso fosse possibile applicare la cedolare secca. Questo vorrebbe dire che i proprietari incasserebbero magari un po' meno, ma avrebbero un netto appunto imposte più alto. D'altronde nello stesso tempo concediamo agli imprenditori di esercitare un'attività pagando un canone minore. Assolutamente. Come rispondiamo al telespettatore relativamente a questo esempio che ci ha fatto? Che sono cose che si dicono e che sappiamo e che conosciamo perfettamente. Ma a livello nazionale vengono portate? Certo che vengono portate. Nulla di fatto. L'ho già detto prima, non c'è risposta. Cioè, come dire, lo Stato ha bisogno di X, a me non importa il cosa e il come. Io devo avere quell'X. Basta, cioè muori e via, non me ne frega. E dopo l'X niente. non lo riceverai, perché dopo effettivamente l'entrata per esempio fiscale anche dell'IVA è diminuita, d'altra parte perché consumi di meno, perché non ce l'hai. Ecco, guardi, il paradosso, aumenta la pressione fiscale, abbiamo citato il caso dell'IMU che con Monti è praticamente quasi raddoppiata, va bene? E il debito pubblico aumenta. È come uno che riceve un aumento di stipendio e alla fine mese aumenta il debito. Ecco, lei capisce? E su questo... giustamente lo Stato italiano potrebbe dire è in default. Assolutamente. Uno, abolire i politici al talk show devono comunicare 2 volte, ad inizio legislatura per dire cosa farà, a fine legislatura per dire cosa ha fatto. Se la discrepanza, se le differenze sono superiori al 30% va a casa, se superiore al 50% va in galera. Se facciamo un referendum questo lo approvo subito. Aiuto. Forse è riferito alle partecipazioni recenti che abbiamo visto. Vabbè. Per quel che riguarda invece i centri storici, qual è la situazione? Si continua la desertificazione
semplificazione, anche se credo che ci fosse stata c'era una pianificazione regionale, no? Era prevista una pianificazione regionale. La pianificazione, che bella parola. No. Allora, vediamo, grosso modo diciamo che lo sviluppo dei centri commerciali è iniziato circa 30-35 anni fa. 30-35 anni fa abbiamo fatto anche noi le nostre battaglie per spiegare queste cose, lo chiamavano nuovo metodo distributivo. C'erano partiti politici che dicevano finalmente finirà questa dittatura dei commercianti che potremo comprare e acquistare a prezzi più buoni, sicuramente più... Morale, io oggi ci sono quartieri di Mestre che hanno 30-40 mila abitanti, quindi un paese di una certa importanza, che non hanno neanche un negozio che vende pa e latte, pa capirse. Cioè, quindi hanno costretto la cittadinanza a pagare per loro, di tasca propria, la mobilità per poter avere un servizio. Perché nel momento in cui io vado a fare una spesa al supermercato di 100 euro dell'alimentare, parlo ovviamente, va bene? E devo spendere 10-15 euro di trasporto, quei 10-15% che io ho risparmiato, se il risparmio c'è stato, perché non sempre è vero, va bene? L'ho speso in mobilità. Quindi ho inquinato di più, ho intasato le strade, va bene? E se questo è programmazione, io direi proprio di no. Noi abbiamo alcuni esempi in Europa. Abbiamo l'esempio della Germania, dell'Austria, che i centri commerciali li fanno all'interno della città, per non dover costringere la gente alla mobilità e dare un servizio, come è il nostro slogan della Confcommercio, la spesa sotto casa. Ecco che se io metto un centro commerciale che ha avuto l'area acquisita a prezzo basso, perché spesso e volentieri acquista area agricola e poi viene trasformata in commerciale, il costo dell'edificabilità è basso perché sono tutti prefabbricati anche brutti, va bene? E ho spazi razionali, in quanto posso determinare lo spazio secondo le mie esigenze. Lei capisce che tutte queste cose in un centro storico non ci sono. Abbiamo vincoli ambientali, certo, vincoli diciamo così strutturali di ogni genere, e quindi diventa difficile. Poi ci mettiamo la buona politica in senso ironico, che ci mette parcheggi a pagamento, ZTL, va bene? Ecco, a volte per arrivare da una zona all'altra devo fare 5-6 km, lei capisce che qual è la forza di un centro commerciale? Facilità di accesso, facilità di parcheggio e offerta commerciale completa. Sì. In centro storico la politica, in questo caso i comuni, fanno l'esatto opposto, cioè ti creo delle difficoltà, ma tu verrai al mio paese e avrai bei monumenti, D'altra parte uno ti dice, bene, io vado al centro commerciale, adesso è caldo, se voglio mangiare la pizzetta ho quello che mi fa la pizzetta, se voglio riparare le scarpe, trovo tutto questo nel centro storico? No, spesso volentieri no. Quindi viene naturale, diciamo così, che via via che si spengono le insegne sia difficile sostituirle, oppure si sostituiscono con quelle attività che sono attività, diciamo così, di piccolo servizio, la gelateria, la cosa che vive il piccolo oggettino, eccetera, ma non una forza commerciale forte. Ecco. Quindi i centri storici stanno morendo e si stanno svuotando sempre di più. Guardi, io non so, io sono andato di recente in centro Mestre, ecco, che lo frequentavo da giovane quando ero studente. Io ho difficoltà ad andarci a Mestre, perché tra ZTL devo correre alla ricerca del gratta per mettere il dove parcheggio. posteggiare la macchina. A un certo punto uno dice, ecco, e guardiamo le politiche forti dell'esempio di Mestre, guardiamo cosa sta facendo Treviso con la pedonizzazione. Andate a parlare con i commercianti di Treviso, ma se l'operatore ti dice guarda che quello che stai facendo non va bene per noi, prendene atto, perché devi trovare, al di là dell'ideologia, perché siamo in campo ideologico qui, che ti dice pedonalizziamo perché sembra che la pedonalizzazione sia il mantra che risolve ogni problema. Se ti dico guarda che questo non funziona, prendi atto, vedi San Donà, vedi altre realtà che stanno scoppiando. Ma allora dico, la politica trae, diciamo, dagli esempi negativi
trae un modo comportamentale, no, si va avanti, penalizzazione è il mio obiettivo. Non funziona, non importa, perché io devo andare avanti per la mia strada. Parcheggi a pagamento. Oggi uno va a fare parcheggiare, fa presto spendere 5, 6, 7 euro. Beh certo, sì, sono carissimi, infatti, sono insostenibili a questo punto, la scelta diventa obbligata. Concorda, direttrice? Una battuta, perché siamo proprio in chiusura. Sì, concordo sul fatto che dobbiamo assolutamente fare qualcosa, e quel fare qualcosa è dare regole certe in maniera sempre più veloce e ridurre ridurre la burocrazia, chiaramente. Quindi questo sarebbe già una cosa importante da ottenere. Allora, dovremmo dedicare un altro capitolo a quel che riguarda il passaggio del testimone delle strutture ricettività. C'è un altro messaggio: eppure c'è gente che crede ancora a chi ci governa, abbagliato da palliativi, verrà svegliato solamente quando sarà troppo tardi, perché l'italiano medio è pigro finché ha un panino ed una poltrona sta calmo, poi una mattina si sveglia che la poltrona non c'è più, e quindi quello è sempre un po' il discorso, no? Che si tende a non reagire quando ci sarebbe il tempo poi di farlo, perché l'esempio eclatante di Confcommercio che ha reagito a certe situazioni, il discorso dell'IVA, abbiamo altre associazioni di categoria dove quando si sono proprio, oppure il sindacato dei pensionati trasalito quando si è parlato di togliere, no, la reversibilità. In realtà i cittadini avrebbero un grosso potere, soltanto che sono pigri, forse si trovano davanti, c'è un periodo generazionale di grande pigrizia che non era così in ere passate, e adesso si verifica, quindi chi governa può approfittarne, no? Guardi, noi abbiamo fatto una grossa manifestazione, tutto il mondo delle imprese, dalla Confcommercio alla Confartigianato a Roma, 2 anni fa mi pare, no? Piazza strapiena, politici che ci davano ragione, sì avete ragione, risultato? Tutto passata la manifestazione, fatto lo sfogo, fatto il talk show, tutto continua come prima, anzi peggio di prima. Ma non è più la manifestazione singola forse che risolve, bisogna pensare a livello nazionale. Sì. Forse pensare a sistemi diversi. Brava la Confcommercio, ma da soli non credo che possiate sfondare, forse anche quello, bisogna essere trasversali. Ma noi questo che diciamo noi lo dicono anche le altre associazioni di categoria, la Confartigianato, le CNA, la stessa Coldiretti, abbiamo tassato addirittura l'IMU sul terreno agricolo. Siamo al paradosso. Allora, grazie alla direttrice, grazie a lei Presidente, grazie a voi telespettatori di averci seguito, e grazie a coloro che ci hanno scritto, ci scusiamo se non abbiamo letto tutti quanti i messaggi. Noi ci ritroviamo come sempre domani. Grazie.